Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live del vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo di alcuni rimedi che si possono attivare in modo semplice, poco costoso, per questi periodi di pioggia, di tensione, di ansia, per via di questa che sembra quasi una dittatura farmacologica o una dittatura, non direi proprio una dittatura, ma qualcosa che ci costringe sempre a stare in casa. Ma prima di iniziare, il solito bellissimo libro di Hildegard, Introduzione alla magia radionica, un libro di 89 pagine, edito dalla Home Edizioni, non può mancare assolutamente nella biblioteca dell'esoterista in cammino verso la Keter. Ho partecipato anch'io, cioè praticamente i circuiti sono del Marietto. Poi qui sotto in descrizione cosa vedete? Vedete il link per arrivare nel sito capitano.rivista.org che oserei dire è uno o il principale sito di radionica e radiostesia a livello italiano. Hanno già scaricato più di 150.000 ebook gratuiti in cui ci sono praticamente le spiegazioni di questi circuiti che vi farò anche vedere. E Marietto Veneziano ha partecipato a dare più di 2 milioni gratuiti di circuiti radionici quadranti radiostesici. In più il Degard, cioè iscrivetevi anche al canale di Degard chiaramente, e il vostro Marietto Veneziano hanno un gruppo su un social famosissimo che è Facebook di radionica, radiestesia, terapia e dermatismo. Siamo già 1280 amicizie e se non sei ancora iscritto iscriviti, mi raccomando, ma anche solo tu. Bene, e nel sito capitano.artivista.org ad esempio ci sono anche una sezione per gente leggermente, non leggermente esigente in cui si possono acquistare prodotti professionali. Ad esempio questo pendaglio muleto che ha 8 protezioni, costa 150, da 150 euro più 10 più le spese di spedizioni e in più si può programmare 10 euro ogni programmazione. Bene, penso di aver detto tutto. Io inizierei con la nostra live. Allora, noi siamo in un periodo molto particolare in cui praticamente questa situazione di uscire, non uscire, vai, non vai, crea in alcune persone dei stati d'animo molto importanti, diciamo pesanti, non in tutti, ma molti che mi contattano e mi dicono, Marietta, ma che facciamo qua? Allora, io gli ho spiegato l'altro giorno che bisogna prendere ad esempio questo circuito con le 72 creato da Marietta Veneziano, con le 72 forze ebraiche o chiamiamoli nomi divini, no? E vedete ci sono tre recavoli che praticamente vitalizzano tutto ciò che è dentro. Allora, un rimedio molto semplice: si prende una bottiglia blu, la si riempie d'acqua, si posiziona, vedete, sopra, si chiede il pennolino per quanto tempo. Io consiglio minimo 5 ore e poi se la si beve perché quest'acqua è impregnata di queste vibrazioni e chiaramente praticamente irradia nel corpo e nell'anima le vibrazioni dei 72 nomi divini. Vi consiglio di farlo perché mi ha detto lo fa ogni giorno con l'Indegarn e la famiglia e funziona. Poi vediamo un po', e questo è il primo rimedio per l'anima, no? Per ricaricare l'anima. Il secondo rimedio è questo circuiti di Giorgio Picchi che il Marietto ha amplificato e potenziato, in cui si dà la serenità, perché molte persone con questo sistema di chiusura, non dico stato, insomma, però insomma, la gente non sta bene, allora ci vuole un po' di serenità. Questo lo si appende, oppure potete mettere il testimone sopra e lo lasciate finché non avrete questa serenità. Quindi non c'è neanche bisogno di provare col pendolino, se volete provate, ma chiaramente questo è un bellissimo circuito che cerca di ridare serenità. Quindi abbiamo visto la bottiglia blu con dentro l'acqua, mi raccomando blu, se proprio non avete blu, trasparente, ma vi consiglio blu. Poi, chiaramente il corpo è scarico con queste tensioni e queste tensioni hanno bisogno di una ricarica magnetica. Allora, sempre nel sito del capitano.artevista.com abbiamo questo circuito che potete tranquillamente scaricare gratuitamente e mettete il vostro testimone finché non siete carichi di forza curativa, forza magnetica vitale.
è gratis anche questo, quindi provate anche questo. E la ciliegina sulla torta è praticamente un circuito creato tra il 2003 e il 2005 da un grandissimo radiestesista di nome Ruggero Moretto che l'ha dato all'umanità ed è la malatanina radionica. Come si usa? Si usa il pendolino per chiedere se va bene o meno. Poi si mette un bicchiere rotondo qua sopra, pieno d'acqua, e si fa energizzare. Io consiglio minimo 5 ore. Poi, prima di andare a letto, un bel sorsetto, poi è una prova empirica, c'è gente che prende 3 gocce e gente che beve un bicchiere. Io l'ho provato tempo fa e lo provo anche spesso e vi dico che funziona. Funziona, è un bellissimo circuito, lo ripeto, di Ruggero Moretto che l'ha regalato all'umanità e secondo me fra qualche secolo Ruggero Moretto passerà alla storia per aver donato questo circuito perché è un circuito eccezionale, no? Quindi ricapitoliamo brevemente. La melatonina radionica per curare lo stress si prende prima di andare a dormire. La forza curativa vitale si mette sopra il testimone e si lascia finché non si è. Certamente dipende sempre dal vostro stato, se siete ansiosi lasciate su e poi andiamo avanti. La serenità lo si appende in casa, magari in cucina, magari in sala, dove siete più spesso. E questo è in radio serenità. Se non potete, lo mettete sopra una maglia e ci mettete sopra il vostro testimone. E poi, come questo qui è il mio cavallo di battaglia, nel 72 lettere, questo circuito l'ha creato il vostro maledetto veneziano, ci mettete sopra una bella bottiglia piena d'acqua e lo lasciate meno 5 ore e lo bevete durante i passi roba del genere, per rinforzare l'anima. Bene, cari amici, vi ricordo in chiusura il libro di Hildegarda, 13 euro nei migliori bookstore online, praticamente Amazon, Mondadori, Macro Librarsi, Giardino dei Libri, Libreria Universitaria e tanti altri. Vedete? 13 euro, edito dalla Home Edizioni e ha 89 pagine. Bene, cari amici, vi aspetto stasera alle 18:30 nel canale Mario Iniziano per le sibili interattive gratuite e domani sera il The Guard alle 21:30 venerdì nel suo canale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!